posto. Del resto è da un pezzo che aspetta il testo e l'accesso. Non tengo manco più conto del tempo che investo. La storia si ripete e tende a mettermi in merda continuamente aumenta il costo e il dissesto. Buonasera amici telespettatori, benvenuti a questa terza puntata di Hypnos Music Show The Indigenous Artists. Oggi siamo presso lo studio Karate Records di Sargius in compagnia del musicista, rapper e DJ Ram Prasad Sekhi. Ciao Ram. Ciao, com'è? Benvenuto in trasmissione, grazie di averci ospitato qui presso la Karate. Grazie a voi di essere qui, è un vero piacere, come dire, sentitevi pure a casa vostra. Seguiteci ragazzi, parleremo di argomentazioni molto importanti. Ciao, a dopo. Mi discosto dal costume imposto ad ogni costo perché posso, però non mi sposto e ne mi prostro. Il segreto mondo proprio in fondo conto poco con uno sconto, ma non mi nascondo se non sfondo. Prendo il colpo e rompo, gioco il colpo tutto rompo, pronto chi mi trovo contro che si affondo non mi stoppo. La nave salva e non sa più dove andare. Qualcuno ha visto in città il suo comandante. Quando lei poi tornerà starà a aspettare. Questo timone è nostro che se nessuno sa ora in che mani andrà. Bene amici, siamo quindi in compagnia di Ram Prasad Sekhi. Ciao Ram. Ciao. Presentati pure al nostro pubblico, anche se molti di loro ti conosceranno sicuramente. Sì, beh, che dire, io appunto mi chiamo Ram Prasad, sono un musicista, un rapper e un DJ. Diciamo in generale il mio lavoro è la musica, è sempre stato la musica e soltanto la musica, da quando sono nato, da quando ho iniziato a fare qualcosa. Di cosa ti occupi Ram esattamente, attualmente? Attualmente mi occupo di un paio di cose. Da un punto di vista artistico sono un rapper, quindi scrivo le mie canzoni, i miei testi, e sono un DJ, e suono sia dove capita, insomma, come fanno tutti i DJ, sia sono nella mia crew, la Karate Crew, e con i Sarrazza, la crew Sarrazza, che sono anche quelli fratelli, insomma, questo faccio. E poi sono uno dei produttori, per la precisione arrangiatore, della Karate Records, che è la nostra etichetta, la nostra sia etichetta sia studio di registrazione, sia diciamo produzione propria di artisti propri che seguiamo, sia poi anche clienti dello studio, per artisti che vogliono produrre i loro pezzi, insomma, autonomamente vengono in studio. E poi ho un'attività didattica perché sono un professore di musica, insegno alle scuole civiche di Cagliari e di Quarto, insegno chitarra, e poi ho un laboratorio di rap per bambini fino ai 12-13 anni. Non è che siamo con un personaggio improvvisato, siamo in compagnia di un artista vero e proprio della regione Sardegna. Ti ringrazio, grazie mille. Sarà che si avvicinano i 43, sarà che son più di 2 anni che non c'è più me e te, sarà che ho brutte vibrazioni, sarà che i groove sono pozioni magiche, frasi che evitano tragiche scelte per far sì che non affronti te stesso. E non sarò più io adesso a fare come mio fratello, che se n'è andato come un ninja proprio sul più bello. Una disgrazia però fatta apposta, come nell'attimo fuggente ma senza tutti gli Oscar. Ed anche questa notte fa dab con il giorno, rendendo orizzontali le altezze tutto intorno. E mi confondo, la vita è un po' così, non ti rispondo, non sono mai ora e qui. E giro in tondo, ma ritorno sempre qui. Se guardo un porno vieni a prendermi. E faccio un suono lo fai, e tu che te ne vai, e dici faccio un giro intorno ma non torni mai. Amore nero, pensieri neri andate via, è solo un'altra vita come vuoi che sia. Faccio un suono lo fai, e tu che te ne vai, e dici faccio un giro intorno ma non torni mai. Amore nero, pensieri neri andate via, è solo un'altra vita come vuoi che sia. Fuori piove. Ripercorriamo insieme il tuo percorso artistico. Come hai iniziato a fare musica? Domandone da $100.000. Allora, dunque, riassumerlo non è facilissimo. Dunque, praticamente, a quanto racconta mia madre, io la prima volta che ho detto mamma è stata alla chitarra di mio padre che era appesa al muro. E, ripeto,
A quanto mi dicono, perché noi sviluppiamo diciamo una memoria dopo più o meno intorno ai 3 anni, prima non ricordiamo proprio niente, ma a quanto mi raccontano io prima di iniziare a camminare giocavo col piano, perché avevamo gli strumenti a casa, mia madre suonava il piano, mio padre la chitarra, quindi ho avuto sempre gli strumenti per giocare. A quanto pare uno dei miei giochi preferiti da bambino, che neanche camminavo, mi toglievano dal seggiolone, mi mettevano al piano e giocavo a fare i suoni. Non credo che fosse una gran bella musica, sinceramente, però comunque a quanto pare era una delle cose che mi piacevano di più. Quindi suono da sempre, da quando me lo ricordo. Quando ho capito proprio che avrei fatto il musicista avevo 8 anni. È successo così, me lo ricordo, questo me lo ricordo. È stato un momento abbastanza forte. Praticamente io ovviamente come tutti noi sono cresciuto che avevo i dischi di mio padre o le cosettine di casa, no? Quello. E tra le altre cose che suonavo molto, cioè che mettevo sempre, che mi ascoltavo spesso, c'era una cassetta di Fausto Papetti, adesso non so se lo conosci, un sassofonista, sì. Ok, che faceva delle cover, delle versioni. A me piaceva molto perché mi piacevano le melodie e i suoni, soltanto che io sentivo quasi sempre una canzone che mi piaceva troppo, tanto che alla fine i miei si sono un po' girati in palle, perché mio padre ha detto: senti, basta, ma senti sempre questa, almeno sentiti l'originale. Io non sapevo neanche originale, per me era una cassetta, la sentivo. Quindi sto fatidico pezzo era di Santana, mio padre mi porta nell'impianto diciamo suo, prende sto disco con una copertina bellissima, per me era tutta colorata, insomma, a me sta canzone ed inizia Samba Pati, esattamente, di Santana. E prendete come inizia la versione di jazz, c'ha quella chitarra da sola, tan tan taran tan, un suono meraviglioso, bellissimo, così nel vuoto, nel silenzio. A me in quel momento quel suono proprio colpito come un pullman, capito? Proprio ho pensato che era la cosa più bella, e infatti la prima cosa che ho chiesto a mio padre aveva la chitarra classica, un suono completamente diverso, completamente, e ho chiesto a mio padre: ma questo che strumento è? E lui: come che strumento è? Questa è una chitarra. Questa è chitarra. Ok, io in quel momento ho deciso, allora nella vita suonerò la chitarra, è veramente troppo bello. E così è stato. Quindi all'inizio ho iniziato con la chitarra di mio padre, dopodiché ha tirato fuori la sua vecchia chitarra elettrica di quando era ragazzino, suonava una band, io non l'avevo ancora vista, e da lì ho iniziato praticamente che il mio gioco era suonare la chitarra. Passavo le giornate così, non c'era cosa più bella, non me ne fregava un cazzo i videogiochi, non me ne fregava, non ero un grande asso dello sport, perché più o meno a pallone ci giocavo, ma era una schiappa, ero quasi sempre in porta, non perché volevo fare il portiere, ma perché in campo facevo cagare. Ok, quindi alla fine il mio gioco preferito era la chitarra, infatti non facevo altro dalla mattina alla sera. Quando hanno capito che insomma il difficile era togliermela dalle mani, allora hanno iniziato a prendere seriamente il fatto che potessi fare il musicista e mi hanno fatto studiare al conservatorio, quindi ovviamente musica classica, mica era come adesso che c'è il conservatorio, il dipartimento di jazz, di pop. Diviso in settori. Sì, certo, adesso è molto più bello, molto più vario, uno può imparare musica anche senza passare per la musica classica, imparare seriamente. Ma in quel momento no, in quel momento se volevi studiare musica seriamente, in un modo che tuo padre potesse, come dire, concepire come lavoro, quantomeno, era il conservatorio. E si è messo in musica, fai il musicista serio e fai così. Ora, quella cosa io sono arrivato fino al 5º anno preparato da privatista, perché intanto studiavo a scuola, e quell'esperienza è stata abbastanza importante, sia per imparare l'importanza di doverti mettere a studiare qualcosa che non ti esce subito, perché tu puoi avere tutto il talento che vuoi, capito? Però prima o poi quella pagina lì, quel pezzo lì, quella cosa lì che tanto non la sai fare, c'è. E se sei abituato che ti sai fare il culo e sai montare una cosa che non sai fare fino a che la sai fare, allora ce la fai, non importa quanto tempo ci metti. Se tu sei abituato che ti esce tutto subito e poi non ti impegni, quando arriva un ostacolo non lo affronti, lo molli. Assolutamente. Questa è la differenza.
che sono più di 2 anni che non c'è più me e te. Ma la musica, guarda, io ai miei allievi dico sempre una cosa: un buon musicista deve avere 3 caratteristiche: pazienza e pazienza, perché tanto quella serve, devi stare lì a sbatterti finché una cosa non la sai fare. E ti dico una cosa, ora, perché poi con gli anni chiaramente ho fatto altri generi, ho cambiato, io ho suonato veramente di tutto, sia come turnista, poi dopo come cantante ho fatto varie cose, sia cover sia cose originali, e tuttora mi capita, anche se faccio rap, mi occupo di rap, di hip hop, però mi capita ancora di fare il ghostwriter, per esempio, per degli interpreti che si stanno mettendo nel mondo del cantautorato, quindi continuo a scrivere anche canzoni di diverso stile. E se ti dico la verità, il fatto di studiare una musica seriamente, di qualsiasi genere si tratti, secondo me fa la differenza sempre. Non dico che uno debba fare forse un'accademia, perché poi non è vero. Conosco un sacco di colleghi bravissimi e preparatissimi che hanno studiato da soli, però hanno studiato. Ora c'è questa convinzione, 50 anni fa era nel jazz, adesso è nell'hip hop, che non te lo possono insegnare, o lo impari tu, o ci nasci, o lo impari in strada, ci sono varie teorie che ti tengono lontano dallo studio. Ci nasci ma non ci diventi. Ora, questo è una cosa che si sente dire spesso. Ora, io ti dico questo: 50 anni fa questo succedeva nel jazz perché non esistevano i conservatori, quindi se uno imparava il jazz lo imparava in strada, inclusi i grandi, quindi si era creato questo mito che il jazz non era insegnabile, o lo suonavi o no. Ora questo mito è sfatato ampiamente, perché i più grandi jazzisti del mondo escono fuori dalle accademie, dalla Berkeley, dalla New School di New York, quindi ogni musica è un linguaggio, in qualsiasi modo tu la metti. Una cosa che non ti insegnano è essere la persona che sei, i contenuti non te li insegna l'accademia, i contenuti sono la tua vita, però imparare a usare un linguaggio musicale si può insegnare, incluso il rap, perché alla fine il flow che cosa è? È un mix di timing, intenzione, intuizione musicale, fantasia, fraseggio, tutte caratteristiche che sono per esempio identiche nel jazz phrasing. Se tu studi improvvisazione jazzistica e poi studi rap flow, sono veramente la stessa cosa, solo che in mano c'hai la chitarra, nel mio caso il sax piuttosto che non so che, e nelle parole le note che fai sono le sillabe. Certo. Ok, quindi è lo stesso. Questo tra l'altro è stato il mio argomento di laurea, io sono laureato al conservatorio in jazz e la mia tesi è stata il jazz hip hop, il jazz insieme all'hip hop, proprio per dimostrare, a partire dai dischi tipo Kendrick Lamar, ma anche Guru, Common, per dire, e nel jazz altri, Robert Glasper, vari musicisti che hanno lavorato insieme al rap, che tutto sommato questa distanza non c'è, e veramente sono trattabili allo stesso modo. Tra l'altro una vicinanza anche culturale, perché poi, anche se ormai sono universali entrambi, sono figli della cultura dell'America nera, la cultura afroamericana. Il rap vero, il jazz vero, se di vero si può chiamare, vero forse no, ma diciamo originale, quantomeno primordiale, è roba loro. Assolutamente. Ok, sì. che poi abbiamo tutti preso nel DNA, perché è un esperanto, un linguaggio universale magnifico, ma questo tutta la musica. Se no, scusa, non sarebbe possibile che pianisti giapponesi, cinesi geniali, eccellenti, suonino benissimo Beethoven perché non sono olandesi, tedeschi, non lo so, però per dire che c'entra. La musica è universale sempre. Certo. Però è chiaro che le radici culturali sono quelle, il jazz e l'hip hop sono l'espressione della stessa incazzatura, dello stesso fenomeno sociale, della stessa cultura 50 anni dopo, 40 anni dopo, quindi ovviamente si somigliano, per forza di cose, sono figli della stessa madre, diciamo così. Quindi devo dire la verità che questa cosa di aver studiato tanto, questo grandissimo volo pindarico che ho fatto, è stata una cosa che mi ha consentito di fare abbastanza in fretta, a imparare un po' tutto quello che mi interessava. Perché quando hai un metodo e quando soprattutto parli, tra virgolette, il musichese, parli la lingua della musica, non ci sono differenze tra i sedicesimi che fai scratchando, le suddivisioni che fai con lo scratch e le suddivisioni che fai da un'altra parte. Sempre i sedicesimi sono, sempre devi stare a tempo. Suoni uno strumento diverso, è vero, però alla fine se si parla di musica, lo strumento musicale non è né la chitarra, né il giradischi, né il mic. Lo strumento musicale è l'orecchio, è il cervello. Una volta che dentro ce l'hai,
che sia su un piatto, su un giradischi o su un pianoforte è un dettaglio insignificante. Il mezzo è totalmente... Se hai veramente voglia di fare musica, fai musica con tutto, tutto suona, tutto c'ha un suono. Tu c'hai presente quel chitarrista, quel cantante si chiama Brushy One String? Sì, ho sentito. Ok, Brushy One String è diventato famosissimo perché canta e rappa un pezzo suo, suppongo inventato, perché Chicken in the Corn, la gallina nel grano, sembra proprio una stronzata inventata sul momento, ma lo fa con un drive, con minchia, una fotta, con una voce fantastici, suonando una chitarra che è un rottame con una corda in cui un po' batte e un po' suona questa corda unica, cioè non riesci a immaginarti una cosa con mezzi più scarsi, eppure è una bomba, è fighissimo. Quindi, capito, anche il discorso un po' che genere fai, una cosa che mi dice un sacco di gente, ma tu sei passato dal jazz, poi il rap, poi cioè sì, come se fosse quasi una poca impossibile. Sì, ma poi sai cos'è? Te lo dicono come se fosse una cosa di scarsa credibilità, cioè tu non lo sai fare davvero, prima facevi un'altra cosa. Sì, ma io ho 45 anni, di cui forse 43, 44 passati facciamo musica. Siamo proprio sicuri che lo faccio da meno di quanto credi tu? Perché credi che fare gli scratch su un giradischi sia molto diverso da fare suddivisioni ritmiche solfeggiando? Credi perché giri un disco? È come dire, siccome sai guidare la macchina, se ti compri la moto, no, non ci sai andare, tu guidi già la macchina, non mi fotti, cazzo, non la puoi guidare. Cioè, se sei capito come funziona la strada, hai capito come funziona, poi sì, avrà un po' due cosettine diverse, ma o no? Assolutamente d'accordo. Ok, quindi io credo questo, la musica è proprio il DNA, cioè, è l'unica costante veramente della mia vita, che ha varie sfaccettature, ha vari generi, varie influenze, però i generi servono veramente a poco, sono per vendere, per far capire alla gente dove deve andare a cercarsi il disco o la playlist, ma dividere troppo i generi secondo me è come dividere la fantasia in scatole ed è una contraddizione in termini immensa. Guarda, una volta, così non è farina del mio sacco, perché non mi voglio prendere i meriti per una fase troppo figa che però non è la mia, ma Louis Armstrong, ok, il grande Louis Armstrong, aveva detto questa cosa qui: la musica esiste solo di due generi, c'è quella bella e quella brutta, basta. Io sono d'accordo con lui, dando un significato. Secondo me la musica bella è tutta quella fatta con un intento artistico sincero. Se chi la sta facendo veramente con ogni suo mezzo, siano pochi o molti, sta cercando di dare una forma sonora a una roba che c'ha dentro davvero. Se stai facendo questo, per me è bella musica, perché poi si sente quando è autentica. Se poi può essere black metal, musica da film, rap, può essere, uno fa quello che si sente di fare, nell'estetica che si sente di fare, più per carità, puoi anche cambiare visione. Poi io ho cambiato nome, ok, per dire, ho cambiato tante cose nella mia vita, modi di pensare, quindi puoi anche cambiare genere musicale, puoi anche cambiare il suono che c'hai nelle orecchie, però se quello che stai facendo in quel momento è veramente lo specchio tuo, allora stai facendo bella musica, non importa che genere è, il genere è quello che senti tu, fai sentire un po', e magari chissà che non mi fai scattare qualcosa anche a me, che io magari punk non ne sto ascoltando, ma sento te, dico minchia, ma colpito, e magari inizia a cambiarmi il paradigma, inizio a sentire anche altre cose, perché no, che figo. La musica fatta male è quella fatta per un intento che non è artistico, anche se ti esce bene. Sei uno che sta pensando di fare soldi, per carità, falli con la musica, chi dice niente. È onesto, mica stai facendo male a nessuno, però artisticamente non mi piaci. Non puoi partire con quel concetto, anch'io sono perfettamente d'accordo. Capito? Sì. Per me è brutta musica, perché poi si sente che è vuota, magari c'hai tiro, però sei proprio sgonfio, cioè quella roba lì non sta creando nessuna bellezza. Io ho una visione delle cose che è un po', come dire, normalmente noi pensiamo sempre a che cosa una situazione può offrirci, no? Lavorativa o anche sentimentale, quello che vuoi, mettici tu, cioè siamo portati naturalmente a valutare le cose in base a quello che ci possono dare, ma raramente siamo abituati a valutare un posto nei termini tipo: noi cosa possiamo dare a questo posto?
Ok, ho una visione che per me è un po' a metà, nel senso che secondo me l'arte serve a creare valore, a creare bellezza, fa qualcosa che non fanno gli altri. Ok, ognuno ha una mission, partiamo da questo presupposto. L'artista cosa deve fare? Io me lo sono posto il problema, perché quando nella vita scegli di fare una cosa vuoi anche essere un po' utile, cioè dici che cazzo faccio? Il pagliaccio che gira le palline, gli altri ridono e basta. No, lo so che un musicista non salva le vite come il medico, come il chirurgo, lo so che non riempio la pancia come il contadino, l'agricoltore, beativo grazie che ci sono, se no che cazzo mangiavamo. Questi sono fondamentali. Il musicista non è fondamentale, puoi anche non sentire musica, diciamo, non crepi di fame o di salute, però l'arte crea bellezza, il mondo è diverso con o senza arte, quindi qualcosa l'artista la deve fare, ha una responsabilità. Quella di lasciare la propria impronta. Sì, cioè in qualche modo crei bellezza, crei valore. Leonardo si dipingeva la Gioconda e pensava che era il muro dove ci stumponava qui sarebbe stato più bello. In qualche modo l'arte crea bellezza, dovrebbe creare bellezza in qualche forma, riflessioni, far sentire la gente meno sola, quello che vuoi, cioè comunque hai una responsabilità, ce l'hai. Quindi diciamo così, io credo che la responsabilità dell'artista sia quella della sincerità, almeno quello, almeno di la verità, ok, come artista. È anche per questo che amo il rap, perché il rapper, per esempio la cover rap non esiste. Tu puoi essere anche una sega, ok, incastrare barre come un bambino di 10 anni, che poi sono anche bravi, puoi anche essere negato, che però se sei sincero in qualche modo, secondo me sei un artista. Discutibile, ma tutto si può discutere, quindi mentre tutto può essere, c'è anche chi non gli piace Beethoven, c'è chi non gli piace Bach, e come gli puoi dire non capisci un cazzo, non gli piace o gli piace, ok, quindi tutto può non piacere, però come lo stai facendo? Se lo stai facendo diciamo con un intento serio, si suppone che il rap sia così, allora lo stai facendo bene. Il rapper dice la sua, non le barre degli altri, infatti, perché molti, forse anche noi, anche effettivamente anche a me non piace, sfottono un po' quando uno dice sempre la stessa storia, sai che adesso sì, cioè, sono tutti uguali, cazzo, siete tutti raccontate tutti la stessa cosa, la mamma, poi che sei un delinquente però ti sei riscattato. È chiaro che non si può credere a tutti, non vi sarete messi d'accordo veramente tutti quelli che hanno quella situazione a casa se ne sono andati a fare trap, non è così, è un cliché. Quello secondo me è musica di non grande valore, perché tanto non mi stai dicendo la verità, non è la tua storia, stai cercando di fare una parte che non è la tua, non stai aggiungendo niente, ti stai medesimando in un personaggio che non è il tuo, quindi alla fine quello artisticamente, sai, non lo so, forse è un po' povero, non mi piace tanto, mentre se uno racconta le stesse identiche tematiche però sono le sue, quello mi piace, perché sa di vero, sa di genuino. Assolutamente d'accordo con il tuo concetto e pensiero. Lei sfila in intimo firmato per 50 euro. Io sfido il tempo che ho passato a diventare vero. Lo sai, sono sincero, ma ora non ci riesco. Vorrei essere dentro a quell'abbraccio proprio adesso. E ora soltanto solitudine, solo son già una moltitudine. E senti fuori come brucia. Sul 2 di cuore ho già puntato, ho perso la fiducia. E ora soltanto solitudine, solo son già una moltitudine. E senti fuori come brucia. Sul 2 di cuori ho già puntato, ho perso la fiducia. Salgo su un joint di THC, mi prende un'onda buona. Un bangla sbatte all'info, poi vorrebbe andare a scuola. Vende chitarre giù al semaforo, non paio presso. Fanno cagare, lui lo sa ma ci prova lo stesso. E sai che gliene fotte, se ogni fottuta notte bacia sua moglie su una foto, dopo va mignotte. Bastarde voglie con le idee che fanno botta. E ora soltanto solitudine, solo son già una moltitudine. E senti fuori come brucia. Sul 2 di cuori ho già puntato, ho perso la fiducia. E ora soltanto solitudine, solo son già una moltitudine.
me e senti fuori come brucia. Sul 2 di cuori ho già puntato, ho perso la fiducia. Io per sapere come stai lo leggo nelle storie, nel mentre Face mi ripropone vecchie glorie. Ricordi belli sul momento che ora fanno male, allora non capivo un cazzo, adesso uguale. Che con un mic e una chitarra non ci ho fatto un cazzo. Avessi un business nella bamba adesso. Ram, Yeah. quali sono i tuoi progetti attuali e se ce li hai anche quelli futuri, perché no? Sì, ok, va bene. Dunque, stando attento, faccio un po' mente locale se vedi che cosa posso spoilerare e cosa no. Allora, dunque, in questo momento sto lavorando con Roby e Fame, i miei fratelli qui di Karati, sto lavorando al mio primo album che è iniziato che doveva essere un EP 3-4 pezzi, stiamo arrivando a 8, diventerà un album, insomma un album vero e proprio, con qualche feat di amici, ci sarà di White, c'è Shadifa, c'è Wedra, un fratello di Torino che insomma con cui ho legato tantissimo, insomma c'è qualche amico che è venuto a farmi compagnia, ci sarà, quindi ho questo album in preparazione. Abbiamo anche qualcosa in preparazione con Sarrazza, con Kilo, insomma sicuramente tra un po' si inizierà la corsa alle date per l'estate, perché ci siamo quasi come periodo, anzi forse siamo anche al photo finish, quindi un po' di concerti. Ragazzi, di Sarrazza, tanta roba. Sarrazza è un bel progetto, io proprio lo adoro, veramente è stato un sogno entrarci, veramente molto figo, artisticamente lo sapevo già ma umanamente ancora di più. Con Kilo e Ruido abbiamo legato tantissimo, sono due persone veramente fighe, ricche come si dice, ad avercene, artisti a proposito, prima parlavamo d'arte, ecco quelli sì che sono artisti secondo me veramente con A maiuscola, ma anche tutte le lettere a seguire, cioè proprio ci siamo dentro. Quindi ho le cose con Sarrazza, ho un mio progetto one man band che ho preparato, dove canto i miei pezzi, rappo i miei pezzi con il campionatore, il giradischi, la chitarra, mi sono portato un po' di attrezzini e poi abbiamo ovviamente il nostro show Karati Live in cui presentiamo sia gli artisti della discografica sia eventualmente quei ragazzi che ci sembrano più promettenti, più insomma magari anche molto giovani però che hanno i requisiti diciamo per salire sul palco e li invitiamo. Le caratteristiche di una label. Sì, effettivamente sì, siamo una piccola realtà però solida, noi ci crediamo tanto e siamo anche, come dire, ci siamo un po' trovati, sai, secondo me il caso non esiste, esistono cause ed effetti e niente succede per caso, capito? Questa è una family molto bella che è venuta fuori dall'incontro di artisti con caratteristiche diverse, con peculiarità diverse, che lavorano molto bene in team, e che vuol dire che lavorano molto bene insieme come persone, perché poi l'arte non la puoi fare, è come il sesso, non lo puoi fare, una può essere anche buona ma se non ti ci trovi non esce bene. Ecco, la musica è identico, quindi questo è un bel team, si respira una bella aria, porte aperte per tutti, è assolutamente chiunque voglia venire a portare idee, a fare pezzi, a farsi anche in certi casi consigliare o in altri casi semplicemente come dire, trovare un posto dove puoi realizzare la tua musica serenamente, senza appare, porte aperte, assolutamente. Questo è quello che sto facendo. Una cosa che ti voglio dire però è anche un'altra, visto che all'inizio ti ho accennato, poi chiaramente sì, abbiamo parlato di musica perché è più interessante. Io mi occupo anche di didattica, come dicevo qui. Una cosa molto bella è che tra un po' inizia la nuova serie di appuntamenti, il nuovo corso di rap per giovanissimi e quindi farò questo sia adesso nei prossimi mesi durante l'anno scolastico, sia sicuramente con la scuola civica di quarto faremo qualche corso estivo, quindi sicuramente anche la didattica la continuerò come progetti a breve termine, c'ho quello e poi visto che me l'hai chiesto, te l'ho promesso, ti faccio anche uno spoilerino. Bene. Questo spoilerino è la prima volta che lo faccio, quindi guarda, ve lo sto regalando. Exclusive, ragazzi. Assolutamente sì.
è in pubblicazione, non so esattamente quanti mesi, ma credo che in un paio ce la caviamo, il mio primo romanzo per ragazzi. Io ho scritto un romanzo per ragazzi che si chiama Teresa e l'album da disogno, che è un po' tipo come potrebbe essere Harry Potter. Bene, allora approfittiamo, certo, per la pubblicizzazione. Questo è uno spoilerone che proprio e quindi insomma sta per uscire col mio editore, con le illustrazioni di Daniele Fabbri, che è un illustratore bravissimo, e insomma questo è proprio una cosettina extra musica che mi sto coccolando io perché mi piace molto scrivere. Quindi questo, ho pubblicato già delle raccolte tipo di piccole novelle, di poesie, ma cosettine. Questo è un romanzo, è una cosa lunga, la prima volta che lo faccio, quindi non ti nascondo che c'ho da una parte un grandissimo piacere, dall'altra sono anche un po' in ansia perché è veramente la prima volta che faccio una cosa del genere, quindi vediamo un po' come va. Bene, allora sarò il tuo primo lettore. Oh, è una promessa. Guarda, grazie mille, ci conto. Assolutamente. Va bene. È una promessa. Yeah. I nostri telespettatori, dove possono contattarti? Sui social, dove ti troviamo? Allora, sui social sicuramente Instagram, Ramprasad Ramsey, è abbastanza facile da trovare, e poi se gli fa piacere anche sul mio canale YouTube di Ramsey, insomma ufficiale, qualcosa c'è. Su Spotify ancora no, ma appena esce l'album avremo anche quel riferimento lì, quindi insomma le altre cose che ho fatto sono altri canali, adesso ci concentriamo su questo. Quindi ragazzi, tenete sotto controllo questo artista, personaggio, perché stiamo parlando di un personaggio molto molto importante a livello regionale. Il Ram ne approfitto con tutti, quindi Sì. se hai qualcuno in particolare da salutare, da ringraziare, è la tua puntata, quindi Devo ringraziare un sacco di gente perché insomma le cose non le fai mai da solo. Qui salutiamo i miei fratelli di Karate, Roby, Fame, Massi Scrub, Giant Versi, di White e tutti gli altri nostri, e naturalmente Chilo e Ruido, i miei fratelli di Sarrazza. che approfitto e saluto anch'io. Ciao ragazzi, buon lavoro. Signori, anche quest'oggi siamo giunti alla fine della trasmissione. Ti ringrazio tantissimo Ramsad per questa importante puntata, Grazie a voi. per il tuo spoiler da romanziere. Ah sì, ok, perfetto. Anche per te l'invito è aperto, di qualunque cosa vorrai parlare, andare via web, insomma, Ok, il mio numero ce l'hai. molto volentieri. Ti ringrazio. Ciao ragazzi, Ciao. alla prossima. I'm